non se ne può più, cioè, è un paese di emergenza. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Ciao ragazzi, good morning, tardi. Anche se è tardi, è un'ora di ritardo ci abbiamo. È l'ora legale in Inghilterra. A Cambridge. Ma noi siamo a Cambridge. In 7 e un quarto l'Inghilterra no. Scusa. Perché tuo figlio Sergio ci Giorgio, non entrato. Dici, scusa, ma perché mi devo svegliare alle 6 io per vedere il buongiorno? Sergio l'ora legale. Scusi, ti è piaciuto il baccale? 23 novembre 2027. Ehi, a Mario, ciao. Buongiorno, buongiorno. Oh. Ciao compagno. A Mario Ciuffrida, ragazzi. Allora, buongiorno Manfred. Allora, Michele Di Pietro, grande Michele. Ciao Michele. Grande Michele Di Pietro. Come stai? Anche alle 8 e un quarto. Mi piacque ieri che non facevo buongiorno. Non è un buongiorno senza il tuo buongiorno. Michele Di grande Pietro. Michele. Ciao Franco, grazie Michele. Forza Juve. Sempre Forza Juve, ascedito ma c'è la parte italiana. Dominio. Avete dominato. Ma che dominio? Non hanno fatto un tiro in porta né uno e né l'altro. E lì dico io, è uno che lascia la famiglia, lascia per andare a vedere tutto questo spettacolo, ma c'è sta. Ma c'è ehi ragazzi, diamoci all'ippica. Tutto ciambotto. Sì, ciambotto e ciambottini. Cioè, tutti messi in gioco, questo panganare, la squadra. Ehi ragazzi. Datevi all'ippica, datevi al sesso, fate cose utili, capito? Il sesso no, il sesso è... Ehi! Cioè il sesso... C'è... Oh. Scusate ragazzi, che cosa ci sta un baionetto, Ecco, ragazzi c'è... Ci hanno bloccato, vabbè, non c'è problema. Chi si sta... C'è felici. A posto. Capisco quando metti il pelle, sa, il patrono da gentilizia, vai? Vedi, tu un coso. Spero. Cioè, ora c'è il coso. Vabbè, noi ce la facciamo. Noi ce la facciamo, vediamo. Noi ce la facciamo. Ragazzi, c'è veramente questa dimostrazione. Siamo vittima. Aspetta. A posto. Ok. Ciao ragazzi, scusate il fastidio. Scusate il fastidio, veramente la casba. La casba. Buongiorno. Allora, parliamo di cose serie. Ieri un'altra persona ha perso la vita. Un'altra persona. Cioè, per passare sta bastardo di passaggio a livello. Che poi io non me la. Cioè, io voglio dire, ragazzi. Buongiorno Silvana. Ciao. Buongiorno a tutti ragazzi, io mo voglio dire Franco, non voglio sentire la tua perché... Vedete cosa cioè, perché avevano tolto le catene sotto? A parte, le catene, ma io dico, se il passaggio è chiuso, non ha passé, punto. Allora poi, se devi passare quello che voglio dire io, zio, almeno abbi l'accortezza di renderti conto andò sto un treno, no, perché poi questi passano anche con il telefonino, non si rendono conto. Cioè ieri vedi qua, perché poi qua non c'è neanche visibilità, proprio qua è successo, proprio qua. Ieri sera siamo stati noi, stava qua proprio questa qua dove c'è il coso bianco, appena uscita. Sì. Allora qui non c'è visibilità. Vedi. Come sta questione che ha preso il telefono, però il passaggio è aperto, va bene. Ma anche, cioè, io voglio capire, ragazzi, ma tu avete, cioè, cosa di che? Ma il telefonino sta? No, non ho detto che ho detto che almeno abbiate l'accortezza, se devi fare una cosa del genere, abbi l'accortezza di vedere, un treno sta da dove. Vabbè, allora, oggi supponiamo che un cristiano è sbagliato, va bene? Non supponiamo, è sbagliato, perché se sta chiuso il passaggio è sbagliato. Però siccome il cervello umano è come pecora, perché il cervello umano è come pecora, là stavano le sbarre con le catenelle sotto, che ha funzionato, vedi bie che erano abbastanza cresciute,
c'è l'uovo di catenella da SAT. I guagni i cristiani. L'hanno tolto. Scusa. Allora, ha maggior ragione. Siccome la gente è capra e allavi catenella, ma non stai un vigile, un poliziotto che si mette ci vuole così. Tanto 2 punti sono. No, non è così. I punti, quando c'è un punto d'emergenza e i passaggi a livello in una città di 100.000 abitanti tagliate in 2 è diventato punto d'emergenza, è un'emergenza. Le emergenze si affrontano con i casi eccezionali, quindi deve mettere un vigile fisso a costo di chiudere il passaggio per una settimana. Bisogna sensibilizzare la gente, perché se no rimane ietta a come tu deficiente a dice balletta come mai, perché la gente non ti sente, mette un vigile de 2 vigili chi ti dà a barsa o mette de a come un sacramento che non va a fare passare cristiani, perché la gente è incosciente. Non sono 50 passaggi a livello, capito? 2 sei pericoloso, quindi la metti catana, la telecamera e un vigile e basta. Allora, catene e telecamere c'erano. Se il vigile non se tolgono le catene qualcuno, ma tu potevi scegliere il catano e nessuno faceva niente. No. I katana sono sta bene, chiudi alluminio. Ho capito, ma qualcuno l'avrà visto che ha fatto. Non può essere una città, è un paese, capito? Non è un circolo di asciuguecchert. Purtroppo nei casi eccezionali ci vogliono delle scelte eccezionali. Quello è un caso di emergenza, ci vuole l'emergenza. Quindi ci sono dei punti di emergenza che vanno affrontati. I 2 passaggi a livello, a Portocento da Bari Nord. Oh, quanti cristiani servono? 4 cristiani, 5 cristiani, allora, li metti. Allora, e li devi sensibilizzare. Mi disse mi contattò un'amica di Barletta Est, Silvana, mi disse che la figlia cadde che il giorno che piove, che lì ci sono strade che c'è per andare a scuola veramente sono impossibilitate. Però voglio capire a chi mi devo rivolgere, ce ne sei, noi sappiamo che il comune dovrebbe avere le strade come i cristiani, giusto? La gente è pecora, c'è un cazzo da fare. I cristiani sa pecora, quindi vanno istruiti, alleati, controllati e puliti. Basta. Un mese tutti il vigile là con la gabbionetta, con le cose, con le telecamere, a costo di chiudere l'app. Nell'emergenza il sindaco, il vigile, il capo dei urbani dovrebbe dire: ragazzi, nell'emergenza io chiudo il passaggio a livello per una settimana. Non morano show, niente, mora così, ma solo così la gente capisce. Deve essere il vigile fisso là. La sta gente che va contro senza ancora. Abbiamo là, sta gente che con passaggio a livello pizza, zio, va a controsenso. Tu che prendi? Hai capito? Se no non è possibile. Io prima lo facevo. Noi possiamo stare a copare un baccalè a dire come mai? Perché in questi casi mi sento un baccalè. Inutile. A sparare contro. Tanto sarà sempre così. Hai ragione. A risultato e non sono io le elettriche, manifeste, peccato come mai, ciccio come naccecci, tutta a via. Tutta la colpa comune, tutta la colpa. Nessuno che dice situazioni d'emergenza, soluzioni d'emergenza. Come io fece la biccingelo. Sì, sono tu passeggi alla vela sta, metti tu vigili a posto. Sono d'accordissimo. Però purtroppo c'è da dire questo, zio. Ma che sì che abbiamo capito, Cristiano? Ecco, cambiare la gente, è come hai detto tu, bisogna multarle. Devi sensibilizzare, strusci acqua e sapone alla vaca, poi c'è. Acqua e sapone. È timb. È timb. Manneggia miseria, manneggia. E non ci vedevo stamattina. No, io ero contento che tu ti eri infortunato, che sì, non ci vedemmo, e non ci faccio stamattina e non ci vedevo. No, invece è stato. Che sono 2 o 3 giorni che non sono venuto, ragazzi, perché lo sai, ogni tempo. Brick by brick, non mattori, anzi oggi stavo in ritardo. Il signorello oggi si è presentato pure in ritardo, la Madeish. Purtroppo vabbè, le esigenze fisiologiche hanno avuto il sopravvento. Hanno avuto il sopravvento. E che sopravvento. Beh ragazzi, salutiamo a tutti i barlettani. Abbiamo degli obiettivi a Fanovo, tutto a posto a Fanovo. Ci stanno ancora
giorni da... La Maiegna fa 9 ancora? Stiamo in fase di lavoro, stiamo lavorando per voi, ma i barlettani stanno, perché quelle fanno, non è altro che The Barlit, non The Barlittavesti, i barlettani. E il trenino invece, il trenino dove lo fa? Il trenino non si fa grazie a chi di dovere, grazie per i bambini ringraziano che il trenino quest'anno non ci sta. Comunque ci sono altre attrazioni che... Perché non fa un trenino? Nella Mafe, perché vediamo che cosa sono capaci di fare senza Barlitti a Vestra, perché io lo posso dire ad alta voce che grazie al trenino si è svegliata l'odore del Natale, dei bambini, della gioia dei genitori. No, non lo voglio fare, non lo voglio fare perché a Palleggene mi piace, non voglio spalleggere da nessuno. Oh! Questo è successo? Sì. Vabbè, poi se ne parla di questa cosa. Beh, ora vediamo un attimo come fare. Vediamo se ci siamo a 3. Sì, vedete questa che lei oggi non già, voglio dire. No, io posso... Ecco i vigili, a posto. A posto. Fammi stare, io non voglio criticare nessuno. Io dei vigili, ho un grande rispetto. Però non sono loro, dipende chi li comanda. Il vigile sta qua. Questa fa molto, questa domanda... Sì, ragazzi, vi voglio bene. Ma secondo voi è un criterio giusto mettersi a fare le multe alle mamme che accompagnano i bambini a scuola? Cioè lascia stare, è un criterio giusto secondo te? Però esce tutti i meme, mettono in me che doppia fine. Ma c'è che sperna è maschio con cannone. Ecco, lavoro per te. Ecco, hai visto? Beh, allora, vogliamo salutare una buona giornata a tutti, vi auguriamo il meglio del meglio. Oggi è 23/11/2017. Un abbraccio a tutti. Un abbraccio a tutti, Barlit. E a Vest, ciao! Ciao raga!